mattina notizia è che negli ultimi giorni sono state ben 5 le tartarughe spiaggiate ritrovate senza vita tra il litorale di Sottomarina, Isola Verde, Porto Caleri e Rosolina. È evidente la sensibilità del pubblico. Quando vengono pubblicate le immagini di tartarughe o delfini spiaggiati c'è un forte rammarico di tutti. Paradossalmente il contesto fortemente negativo della morte di questi animali è collegato a due buone notizie. La prima ce la conferma il dottor Guido Pietrolongo del CERT, ed è che gli spiaggiamenti, pur in linea con gli anni passati, sarebbero inferiori all'anno scorso. La seconda, e ce la dice sempre lo stesso dottor Pietrolongo, è che l'aiuto delle tante persone comuni che si prodigano sia a segnalare gli spiaggiamenti, ma anche a permettere il recupero degli animali morti. Infatti, riferisce il dottor Pietrolongo, senza l'aiuto dei cittadini comuni non riusciremo mai a implementare la conservazione di queste specie e il contributo di tutti è essenziale. Grazie di cuore. Se può interessare, nel link in descrizione il video della serata, naturalmente Chioggia, conviviamo allo stesso mare, tartarughe e delfini in Alto Adriatico. Oggi dimostrazione? Eh sì, anche oggi un'esercitazione appunto della Lifeguard Dog, appunto per prepararci sempre al meglio. Siete in tanti o sbaglio? No, siamo con 6 cani all'incirca. Insomma, sono mica pochi. Sì, dai, sono cani nuovi, nuove leve, dunque si sta lavorando. In cosa consiste la prova di salvataggio? Ci sono varie prove, come adesso stiamo facendo la prova che lanciamo il cane e recupera una persona in difficoltà in acqua, insomma. E poi ci sarà la prova con la barella galleggiante di un ferito in acqua. Manderemo il cane che traina la barella con 2 operatori che lo imbarellano e lo portano a riva e gli fanno le prove di primo soccorso. Si è svolta anche questa mattina alla spiaggia del campeggio Grande Italia la dimostrazione di salvataggio con i cani del gruppo sportivo Lifeguard Dog. Sotto la guida di Maurizio Spagno si sono svolte diverse prove di salvataggio con i cani. I cani erano 6 e le prove consistevano nel prestare soccorso ad una o più persone con diverse modalità di riporto, trainando la persona in difficoltà, permettendo alla persona di attaccarsi al cane dotato di salvagente e trascinando verso la persona o le persone in acqua un piccolo natante. Oltre a queste prove, riferisce Maurizio Spagno, presidente di Lifeguard Dog, dalla prossima stagione saremo fissi al campeggio Grande Italia di Sottomarina per garantire la sicurezza dei bagnanti. Le prove di questa mattina sono state seguite da un folto pubblico che ha applaudito con convinzione tutte le prove, ringraziando così l'impegno dei volontari e delle loro meravigliose bestiole. E con questa occasione che noi ci stiamo preparando è anche per dire che l'anno prossimo saremo qui al campeggio Grande Italia, saremo stazionati fissi. Ah, fissi, complimenti, bene. Sì, bello. Sì. E sicuramente ogni weekend saremo qui, appunto per garantire la sicurezza dei bagnanti e dei villeggianti, insomma, che vengono qui in campeggio. E visto che il campeggio, ripeto, è uno dei pochi che accettano i cani qua a Sottomarina, indistintamente dal peso e dalla razza. Comunque questa è una cosa già grande. E basta, vi aspettiamo qua l'anno prossimo. Ciao Maurizio. Grazie. Ciao.
Se vuoi essere raggiunto dalle nostre news, seguici su WhatsApp, aggiungi in rubrica il numero 329 695 7138 e chiedi di restare informato, oppure su Telegram cerca Azzurra Network News. Si conclude oggi una fantastica Pontida, la desideravo tanto da 2 anni, una carica davvero grande, tantissima gente, i nostri governatori, i nostri sindaci, i nostri tantissimi militanti che sono arrivati da tutta Italia, davvero per darci la carica per questo sprint finale e per ricordarci per il motivo per cui siamo qui a Pontida da tantissimi anni, per difendere il nostro territorio, le nostre tradizioni, i nostri agricoltori, per difendere il nostro paese e pensare al futuro. Grazie a tutti, un fantastico Matteo Salvini, siamo carichi per portare l'autonomia con il governo del centrodestra. Noi ci siamo e andremo a vincere domenica. Adesso basta. Allora, prima di dare la parola ai capigruppo, e questa è una cosa semplicemente eccezionale. Alla Lega siamo appoggio diretto alle aree interne, perché le aree interne, soprattutto quelle più centrali e lontane dalle grandi metropoli, nel 2014 hanno subito un grave saccheggio dalla legge del Rio, che di fatto non ha cancellato le province, ma le ha soltanto svuotate di... Questo è il raduno Il Macinino, è dal 1999 che esiste, l'ho creato praticamente io e mia moglie, e adesso da 2 o 3 anni a questa parte è di proprietà del Club Venezia Autostoriche, che ha depositato il marchio, quindi è un marchio registrato. E si svolge ogni anno la seconda o terza settimana di settembre ed è un raduno esclusivamente per auto d'epoca. Abbiamo tanti appassionati che vengono da tutte le parti del Veneto, e prossimo anno con questa amministrazione dovrebbe esserci anche qualche altra novità inerente appunto in materia delle auto d'epoca. Tutto qui, cioè non è solo per appassionati, ma ovviamente anche per i nuovi appassionati, per chi magari vedendo queste auto si appassionano, e noi li aspettiamo in Club Venezia Autostoriche. Grazie. Allora, siamo alla CAM, questa bestia che vedete è una ragosta da 3 kg, questo solo per mostrarvi una parte della commercializzazione che c'è da CAM, che praticamente è il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacei da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio, della vetrina, la vetrina è solo una piccola parte del fatturato qui della CAM, che è una delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia, ma praticamente dell'intero territorio nazionale. Questa mattina i volontari di Amico Giardiniere, dei Retake di Padova, della Lipo e dei Venice Calls si sono ritrovati a Caroman per un'operazione di pulizia che ha permesso di togliere dal lato est dell'isola, la zona nota come trincea, oltre 170 sacchi di rifiuto plastico e più di 100 pezzi di rifiuti ingombranti, tra cui le classiche boe di New Jersey, 5 tra ruote pneumatici, tra i quali quella di un trattore, la pro di una barca e tanto altro. Tra le plastiche innumerevoli pezzi di polistirolo e bottiglie, oltre che lattine, molte le scarpe tutte spaiate. Le associazioni con questa operazione di pulizia in grado di attirare volontari da Padova, Bologna, Pellestrina, oggi persino dalla Germania, intendono sensibilizzare i cittadini e dimostrare quanto sia necessaria maggior cura per l'ambiente.
Nessuno di noi vuol salvare il mondo, dice una volontaria dell'associazione. Non ne siamo in grado e non ne abbiamo le forze, ma con queste operazioni siamo in grado di sensibilizzare, portare alla luce ancora una volta il problema e dimostrare che servono maggiori attenzioni sia da parte del semplice cittadino che da parte delle aziende, ha affermato la Presidente. Il tema polistirolo è uno di quelli più scottanti. Sulla location di questa mattina ce n'erano depositi e sappiamo benissimo da dove provenga la maggior parte. Innumerevoli sacchi contengono solo quello, senza contare tutto quello che rimane per forza di cose a terra, in quanto pezzi troppo piccoli per essere raccolti. La maggior parte proviene dai mercati ittici e dalle pescherie usate come un ballo per il trasporto, ma non vogliamo incolpare chi lavora in questi luoghi. Spesso le cassette volano in acqua a causa del vento che si alza all'improvviso, spesso per scarsità di attenzione. Il problema vero di cui si discute da anni è come mai altri mercati trovino un'alternativa alla cassetta di polistirolo e Chioggia no. Qualsiasi tentativo di passare dal polistirolo ad altro materiale plastico al momento non è stato accettato. La pulizia successiva necessita di luoghi adatti e di procedure che al momento non sembrano risultare fattibili. Nel frattempo il polistirolo usato va posizionato nel punto di raccolta del mercato, ma basta un soffio di vento più forte e tutto cade in canale. Bisogna trovare una soluzione, ha concluso la Presidente, ringraziando tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa, a cominciare dai volontari che non si sono risparmiati. Siamo con Paolo dell'Associazione Amico Giardiniere che con il Retake ha organizzato questa pulizia di Caroman e sono intervenute tantissime persone e la pulizia è stata un successo, una giornata fenomenale. Racconta. Allora, oggi ci siamo ritrovati appunto con il Retake, siamo circa una sessantina di persone, abbiamo fatto una raccolta qua in Caroman di circa più di 100 sacchi e una quarantina di boe e tutti altri ingombri grandissimi e abbiamo con le nostre barche o cuore di laguna, come si vuole preferire. Non importa. E abbiamo fatto tutto il trasloco di portare tutto quanto dove c'è stato indicati da Verità i rifiuti e pertanto siamo più che soddisfatti. Ringraziamo tutti i nostri sponsor che come al solito ci permettono di fare una bella merenda, una bella colazione e sono stati raccolti 172 sacchi più di ingombranti, circa un centinaio. Boe, schifezze. New Jersey. Due. 5 ruote, tra cui una di un trattore. Un'impresa tirarla via. Un serbatoio di benzina di macchina chiuso. Signori, se volete a Pelestina c'è un serbatoio forse pieno di benzina e tante altre schifezze. Sicché abbiamo fatto tanto viene volare ancora. Siamo con Ettore dei Retake, venuti da Padova per dare una mano all'associazione, anzi organizzate insieme con l'associazione Amico Giardiniere per la pulizia di Caroman. Racconta. Allora, intanto ciao a tutti, oggi siamo venuti... E vicino a lui c'è Eros, che è il driver, la colonna forte, esatto. Siamo venuti comunque una ventina di padovani, di Retake Padova appunto. Abbiamo trovato una giornata bellissima, il posto stupendo. Io ho la passione per le boe, per cui abbiamo tirato su qualcosa come 35 boe, di cui una ventina le porteremo a Padova, grazie ad Andrea che ce le ospita. E comunque paradiso qua, io sono contentissimo, anche i ragazzi sono contenti perché si lavora abbastanza sodo, ma con una soddisfazione eccezionale, poi si rivede gli amici, voi, tutti i ragazzi che sono qua, è sempre un piacere. Dove sarà il prossimo appuntamento quindi? Beh, quello che adesso stavamo parlando oggi è
ancora qua nel giro di penso non più di un mese. Avete fatto un conto di quanti sacchi saranno stati portati via? Per ora ne abbiamo contati 145 mi sembra, poi ce ne saranno almeno... stava arrivando un'altra barca Quindi piena. saremo oltre i 200 di sicuro. Sì, 200 sacchi sicuro. E una cosa importante non è soltanto il fatto di quanti sacchi abbiamo tirato su, è il fatto che un sacco di gente ci ha visto e questo tocca nel cuore, perché uno vede che cosa altri stanno facendo e quindi prevede che nel futuro, quando ha qualcosa da buttare per terra, non lo butta per terra, lo tiene in tasca. Grazie infinite. Grazie a voi. Ciao!